Affermare la legalità, andando oltre il mafioso, oltre il terrorista, oltre lo spacciatore. Perché c'è anche l'imprenditore che truffa, il direttore di banca che tace, il commercialista che omette. E se i primi vengono perseguiti tenacemente dalle forze dell'ordine, i secondi vengono quasi ignorati, soprattutto dalla legge, con conseguenze devastanti per l'economia. La denuncia è di Roberto Terzo, il magistrato della distrettuale antimafia di Venezia, intervenuto stamani a Mestre al convegno su edilizia e legalità. Uno Stato non può imporsi solo con le mafie e poi consente che chiunque lo possa mungere come una vacca da latte. Non può funzionare così. Ed è proprio lui, l'uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata in Veneto, tra l'altro particolarmente apprezzato anche da Roberto Saviano, a chiedere un cambio di passo, sotto ogni punto di vista, a livello normativo, sociale, culturale. Non c'è equilibrio, non ci sono vie di mezzo, fa capire il magistrato, anche da parte di polizia e giornalisti. O c'è l'inchiesta con il mafioso coinvolto, o ci si mette ad inseguire i Vucumprà con le false Vuitton, dice Roberto Terzo, sottolineando che le cause di questa economia malata stanno altrove. Stanno in un sistema perverso che si è rigenerato in altre forme anche dopo Tangentopoli, con imprese false, banche compiacenti, professionisti complici. Noi dovremmo attivare una ripulitura di questa nostra economia, parlo di quella veneta. E dovremmo chiederci se gli interventi che sono stati fatti negli ultimi anni siano andati in questo senso.